Direttore Castronovo, che partita è stata? Una vittoria davvero importante in casa, ancora una volta, davanti al vostro pubblico. Contro una buona squadra, devo dire, complimenti alla Don Carlo Misilmeri, però abbiamo trovato subito il gol con diciamo, uno schema che noi prepariamo, con la squadra che si abbassa per diciamo, far venire sugli avversari e Malik Ba, che ovviamente facciamo tesoro della sua velocità, ha preso campo, la difesa avversaria era alta e abbiamo realizzato il gol. Poi ovviamente è venuto fuori la Don Carlo Misilmeri, che ha grande qualità, è ben allenata, quindi sapevamo che dovevamo fare una partita di sofferenza. Abbiamo subito per un'ingenuità il gol, ma alla fine del primo tempo, nei minuti di recupero, in un'azione di calcio d'angolo, Frisella ci ha riportato in vantaggio e lì siamo entrati con un'altra mentalità. Nel secondo tempo, sapendo che dovevamo soffrire, il mister ha cambiato un po' lo schieramento in campo, mettendoci a 5 a centrocampo, e devo dire che abbiamo sofferto meno rispetto alla fine del primo tempo. Poi abbiamo legittimato la vittoria con un rigore nettissimo conquistato splendidamente da Danilo Terranova e trasformato magistralmente da Bartolo Caronia. Lì poi è finita la partita. Ritengo che un risultato di 3-1 non ammetta repliche. A mio avviso abbiamo meritato la vittoria. Il fatto che gli avversari abbiano avuto il possesso palla non significa che possesso palla significa giocare meglio o essere più pericolosi. Noi abbiamo attuato questo modulo di gioco tenendoci bassi e ripartire, perché sappiamo le nostre qualità e cerchiamo di sfruttarle al massimo. Comunque sia, era uno scontro salvezza, l'abbiamo vinto, ci portiamo a 12 punti e così ci proiettiamo con grande fiducia nella difficilissima trasferta di Caltanissetta con la Nissa. Ecco, 3 vittorie e 2 pareggi in casa, questo Castellammare sta costruendo le proprie fortune qui allo Stadio Matranga. Sì, l'avevamo detto nella scorsa partita, quando abbiamo fatto l'intervista alla partita del Geraci. Qui dobbiamo costruire la nostra salvezza. È normale che se facciamo delle prestazioni come domenica a Mazzara, dove per 70 minuti siamo stati nella loro metà campo, abbiamo bloccato le loro fonti di gioco e li abbiamo anche, come dire, impensieriti, e allora penso che qualche punto fuori casa lo dovremmo cominciare a fare. Normale che la partita di domenica è una partita assolutamente proibitiva, giochiamo con la prima della classe che mi dicono oggi ancora ha vinto, quindi ci sarà un grande entusiasmo a Caltanissetta, e per noi comunque piccola compagine nel campionato d'eccellenza di una piccola realtà del Trapanese siamo assolutamente orgogliosi di confrontarci contro questo blasone e in questo grande stadio. Però le partite cominciano da 0-0 e quindi ci giocheremo la partita a viso aperto, non andremo a fare barricate e poi alla fine, se la Nissa è più forte, gli stringeremo la mano. Mister, intanto tanti auguri, un regalo più bello, i suoi ragazzi non potevano farglielo. Assolutamente sì, grazie. Gli ho chiesto di fare una prestazione particolare e devo dire che mi hanno ripagato in pieno, con tanta sofferenza, ma credo con merito. Che partita è stata, mister? Una partita difficile contro un'ottima squadra che gioca fra l'altro anche benissimo a calcio. L'abbiamo preparata bene, nel senso che sapevamo che potevamo essere pericolosi con queste palle alle spalle. Subito Malik Ba ne ha approfittato e giustamente l'ha sbloccata subito, e subito è stato un po' più facile perché li abbiamo costretti a venire avanti, e però Misilmeri è una squadra pericolosa che ha 5-6 uomini di grandissima qualità, c'è gente di esperienza, è stato molto difficile. Il secondo tempo ho provato ad aggiustare un po' la squadra perché stava secondo me soffrendo, mettendomi 3-5-2, ho lasciato il pallino del gioco forse un po' troppo a loro, mi sono affidato un po' troppo alle ripartenze e però dico tutto sommato abbiamo sofferto il giusto senza concedere troppo a una squadra che comunque le qualità per tirare in porta ce le ha. Ancora una volta in casa il Castellammare fa risultato, ancora imbattuti qui, forse qualcosa da registrare in trasferta, e la prossima sarà molto difficile a Caltanissetta contro la capolista Nissa. Sì, assolutamente sì, però dobbiamo cambiare un po' atteggiamento, se no ogni volta in casa diventa l'ultima spiaggia. Dobbiamo cominciare a avere un po' di personalità in più, un po' di carattere, perché le partite non sono soltanto in casa, e per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati dobbiamo anche rispondere sul campo fuori casa. Io capisco che è una squadra giovane e che paga qualcosa, però se i giovani vogliono imparare devono prendere esempio da quelli più grandi come Caronia, come Riccardo Tarantino, come il nostro portiere, che sanno gestire certe situazioni. Noi nel gestire certe situazioni non siamo bravi e quindi fuori casa stiamo pagando dazi.